Chiede di intervenire il deputato Toninelli, prego. La ringrazio. Stiamo parlando di quell'emendamento che rappresenta l'accordo preso al di fuori di questo Parlamento tra Renzi, Verdini e Berlusconi e che è necessario che quest'Aula conosca nel merito. 37% è la soglia raggiunta alla quale il primo partito, o meglio la prima coalizione, prende il malloppo del 15% per arrivare ad avere la maggioranza. Ovviamente una soglia bassissima che non è uguale in altre democrazie consolidate, ma ci sarà e c'è solo in Italia. Il 12%, ovvero sia quella soglia al di sotto della quale una coalizione perderebbe la possibilità di vedere i seggi assegnati, e questo è scandaloso perché significa che Forza Italia e il Partito Democratico stanno obbligando, e sottolineo obbligando, tutti gli altri partiti, ad eccezione fatta per il Movimento 5 Stelle, a coalizzarsi con loro, perché nessuno è in grado di creare una coalizione all'interno di questo Parlamento e nel Paese che vada a raggiungere il 12%. Ma la cosa ancora più scandalosa è che questi partiti obbligati a coalizzarsi con Forza Italia e Partito Democratico vedranno i propri voti scippati, perché ci saranno soglie del 4,5% che saranno ben difficilmente raggiungibili. Quindi da una parte un obbligo di coalizzazione con PD e Forza Italia, dall'altro un furto di voti, e di seggi andranno a chi? Al PD e a Forza Italia. Questo emendamento rappresenta la volontà di 3 persone, Renzi, Verdini e Berlusconi, di mettere in mano questo Paese a esclusivamente 2 partiti, il PD e Forza Italia, e questo tutti gli italiani devono sapere. L'algoritmo. Però ovviamente c'è un terzo partito. L'algoritmo. Ma perché algoritmo? Una parola indecifrabile. Che cos'è l'algoritmo? È quel meccanismo di trasformazione dei voti in seggi. L'avete chiamato algoritmo per non far capire agli italiani la schifezza che avete creato in questa proposta di riforma elettorale. Diciamo le cose come stanno. Il presidente Sisto ha appena affermato che la distribuzione dei seggi è lineare con i voti. Non è assolutamente così. Il 38% nel collegio Lazio 10 dei voti al Movimento 5 Stelle, a titolo di esempio il 6% dei voti Scelta Civica comporta 0 seggi al Movimento 5 Stelle e 1 seggio a Scelta Civica. Se questa è la conoscibilità del candidato e la trasformazione dei voti in un seggio, ditemi voi se ci state prendendo in giro. Io vi dico di sì. Grazie. Deputato Toninelli, prego. Sì. La ringrazio. Presidente, non sono stato in grado di seguire l'indicazione delle preclusioni, perché non mi corrispondevano le pagine. Vorrei capire se esiste un fascicolo 7 oppure no. Sì, lo so, Ecco, adesso le facciamo avere le pagine, so che c'è stato un problema. Però se esiste un fascicolo 7, io la prego di ripetere a questo punto le preclusioni, perché è fondamentale capire quali emendamenti siano stati preclusi o quali parti di emendamento siano state precluse, Sì, perché abbiamo lavorato sul fascicolo 6. Certo, sta arrivando il dottor La Sorella. D'accordo? Allora, deputato D'Ambrosio, prego. Presidente, chiaramente il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questo emendamento. Una delle ultime possibilità per questo Parlamento di poter tornare alle preferenze, di poter in qualche modo correggere questa che noi abbiamo definito una legge elettorale flipper. Flipper perché? Perché di fatto la pallina colpisce il candidato a caso e quindi la scelta maschile o femminile delle quote rose, questo anche specifica il perché di votare contro di ieri sera del Movimento 5 Stelle, non ha alcun senso all'interno di questa legge elettorale. Ma Presidente, io vorrei, per portare anche la chiarezza ed eliminare, magari lasciare poco spazio all'ipocrisia all'interno di questo Parlamento, leggere alcune parole che stanno girando adesso
sui vari media, nella stampa, e che riguardano questo percorso della legge elettorale. Leggo testualmente, Presidente, dice la persona che poi dopo specificherò: sono esterrefatto, tiene l'accordo Renzi-Berlusconi, sparisce il Partito Democratico. Il Partito Democratico sta votando una legge tutta contro il suo programma elettorale. Su questo tema, sul conflitto di interesse, votato alla chetichella intorno a mezzanotte, sulle candidature multiple, c'è una scarsa conoscibilità tra elettore ed eletto, tutte cose sulle quali avevamo giurato, ripeto, giurato, sulla testa dei nostri elettori, poverini, di non fare. Il PD si è spaccato dando uno spettacolo indecoroso. Io mi mortifico e chiedo scusa agli elettori anche a nome degli altri. Poi logicamente la persona in causa critica ancora una volta il Movimento 5 Stelle, che sappiamo tutti essere sempre la causa principale di tutti i mali all'interno di quest'Aula, e ancora aggiunge, dice: sentir dire il conflitto di interesse lo facciamo la prossima volta, se no salta il patto con Berlusconi. Capite che ogni giorno ha la sua croce abbastanza pesante da portare. Questo è Civati del Partito Democratico, che saluto dall'altra parte, e al quale una volta tanto, una volta almeno, chiedo coerenza. E coerenza significa non dire uno sì sfiduciato, ma semplicemente dimettersi dalla carica di deputato e tornare a casa spiegando ai suoi elettori questo che dice qui. Perché se non siete coerenti con quello che dite e fate questo, e chi pensa come Civati deve farlo, vi prego allora semplicemente di fare una cosa: di uscire da quest'Aula e possibilmente spegnere la luce, perché a riaccenderla ci pensiamo noi. Grazie. Grazie. Mi voglio rivolgere in particolare alle deputate del PD. Ecco, chiedo a loro di fare un atto di coraggio e di assumersi le proprie responsabilità, chiedendo ai deputati del proprio partito di votare a favore del ripristino delle preferenze. Un ripristino voluto da tutti i cittadini italiani, in particolare dai loro elettori, che hanno sposato una campagna elettorale del loro premier basata appunto sul ritorno alle preferenze. Noi riteniamo che questo sia il migliore metodo affinché i cittadini possano scegliere liberamente i propri rappresentanti con un criterio unico, quello della onestà e della meritocrazia. Grazie. Grazie. Dato Di Battista. Nell'intervista citata dal collega D'Ambrosio, il collega Civati dice anche: un po' di anti-berlusconismo me lo voglio ritagliare. Un po', giusto un'antichietta, Pippo. Stamattina la collega Moretti, alle quale mi rivolgo attraverso di lei, Presidente, fa una dichiarazione sconvolgente: ci hanno fatto votare contro il conflitto di interessi. Allora, se c'è ancora un'antichietta di anti-berlusconismo all'interno del Partito Democratico, vi imploriamo di non dire sempre no, ma di votare questo emendamento per il ritorno alle preferenze e di fregare, grazie alle preferenze, il delinquente Berlusconi. Ce la possiamo fare, non dite sempre no. Grazie. Allora il deputato Manlio Di Stefano. Grazie Presidente. Dunque io mi rivolgo alle donne che ieri giustamente hanno fatto una campagna a favore della parità di genere, nonostante non condividiamo il modo di arrivarci, perché credo che abbiano il diritto di essere scelte dai loro elettori per le loro qualità e quindi non da un segretario di partito. Mi rivolgo ai giovani di tutti i partiti che hanno avuto il piacere di essere scelti alle primarie del loro partito, alle parlamentari nel nostro caso, e che quindi sanno quanto bello sia essere scelto per le proprie qualità. Mi rivolgo anche ai meno giovani che magari hanno voglia di lasciare in quest'Aula un buon ricordo e non lasciare il ricordo di chi ha votato una legge peggiore al Porcellum, e mi rivolgo sostanzialmente a tutti noi, sperando che si possa davvero capire che questa è l'ultima chiamata, che non ci sarà un giorno nuovo per poter fare una legge elettorale nuova, migliore di questa che state oggi approvando. Quindi abbiate realmente la volontà e la voglia di andare oltre
quello che vanno imposto dai partiti. E come appunto c'era in altre campagne la famosa frase "se non ora quando", questa è l'ultima chiamata, se non ora quando. Grazie. Allora. Grazie Presidente. Io vorrei innanzitutto dire al collega Fiano, ieri noi abbiamo contestato l'ipocrisia del PD di non aver espresso una sola critica contro la parità di genere, salvo poi far mancare un centinaio di voti all'interno proprio del loro partito. Questa è l'ipocrisia che contestiamo. Come vorrei contestare l'ipocrisia oggi sul fatto che il Partito Democratico in ogni occasione, in ogni campagna elettorale, dal piccolo comune alle province e alle regioni, sostiene che al nazionale bisognava inserire le preferenze, e oggi ci troviamo che le preferenze le volete togliere con una scusa assurda, senza principio, e che vi mette in imbarazzo dal mattino alla sera. Allora chiedo alle donne del PD, che ieri si sono in qualche modo prodigate e si sono espressi in maniera forte e decisa, di esprimersi anche in questo caso, perché oggi la preferenza è l'unico sistema meritocratico che potrebbe premiare le donne. Se non lo fate, vi assumete le vostre responsabilità e non le scaricate sugli altri. Prego. Grazie. Chiede di intervenire il deputato Bonafede. Sì, grazie Presidente. A tutte le colleghe e al deputato Fiano, noi ieri eravamo contro le quote rosa per i motivi che abbiamo più volte detto. Il problema è che sembravamo gli unici. Perché in quest'Aula si sentivano solo gli applausi scroscianti di tanti uomini che poi nel segreto dell'urna hanno votato in maniera completamente opposta rispetto a quella battaglia che tante donne portavano avanti e in cui credevano. Ora io chiedo alle donne che oggi sono qui di dare risposta a quegli uomini e di dimostrare che in quella battaglia ci credevano veramente, perché tramite le preferenze la meritocrazia viene fuori davvero. Diamo la parola ai cittadini. Allora, deputato Sibilia, prego i colleghi di attenersi ai tempi, per favore. Prego. Grazie Presidente. Allora, il 21 gennaio 2014 Matteo Renzi dichiarava: le volevo le preferenze, ma è stato Berlusconi a dire di no. Benissimo. Oggi ci siamo noi, 101. 101 deputati del Movimento 5 Stelle pronti a sostenere le preferenze, 293 siete voi del PD, non contiamo nessun altro, siamo la maggioranza di questo Parlamento, sta solo a noi essere compatti e votare per le preferenze, perché l'introduzione della preferenza è la regola base per la democrazia e, come diceva Speranza, quando non si è abituati alla democrazia c'è bisogno di un tempo per imparare le regole. E l'Italia che noi vogliamo è questa, un'Italia fatta di preferenza, dove i cittadini si possono esprimere. Chi non lo vorrà fare dovrà sapere, dovrà spiegare agli italiani che c'è un partito dello sfascio, il partito che vuole affossare l'Italia e che oggi voterà con Berlusconi. Grazie. Deputata Di Benedetto. Grazie. Io mi appello a tutte le deputate che ieri in quest'Aula erano vestite di bianco. Colleghi, per favore, lasciatela. Colleghi, deve fare il suo intervento, per favore, vada avanti. Dicevo, Presidente, che mi appello proprio a quelle colleghe che ieri sono uscite da quest'Aula per il risultato delle votazioni sulle quote rosa. Da queste stesse colleghe, sinceramente, io mi aspetto lo stesso ardore nel difendere le preferenze e nel permettere ai cittadini italiani di scegliere direttamente i propri rappresentanti semplicemente per la loro coerenza, la loro onestà e il loro merito, indipendentemente dal loro sesso. È questo ciò che dovrebbe interessare tutti noi e che interessa ai cittadini italiani. Grazie. Grazie. Chiede adesso la parola il deputato Luigi Gallo. Grazie Presidente. Io vorrei ricordare ai deputati della Commissione Cultura e a tutti quelli che hanno a cuore la scuola che noi, quando stiamo all'interno delle scuole,
cerchiamo di formare gli studenti ad una coscienza critica. È scritto anche nel loro statuto degli studenti, articolo 1, comma 1. Ora, a cosa serve questo sforzo se poi gli studenti, una volta hanno avuto la possibilità del voto, si rendono conto che nella politica si arriva a rappresentare i cittadini solo obbedendo al padrone o al leader di partito, in un sistema che diventa quello sì patronale e gerarchico, che uomini e donne libere dovrebbero mandare a gambe all'aria, come le liste bloccate. Grazie. Grazie. Deputato D'Uva. Grazie Presidente. Nel voto di preferenza, quello istituzionale, la preferenza, il voto è assolutamente gratuito. Il parlamentare che non ha soldi da spendere non li spende, non ci sono problemi. Quando nel Partito Democratico, ad esempio, ci sono le primarie, perché è giusto in qualche modo aggirare quando non ci sono le preferenze, ecco che in quel caso le persone pagano 2 euro per poter esprimere la propria preferenza. Quindi effettivamente gli elettori del PD che vogliono esprimere la preferenza per uno di voi devono pagare. Sarebbe meglio fare in modo che sia gratuito questo voto. Quindi io chiedo a tutti i parlamentari del PD che credono in questo sistema elettorale, perché lo dimostrano facendo le primarie, di evitare questo passaggio in più che è tra l'altro poco controllabile, l'abbiamo visto e molto spesso alle parlamentari vota chi che sia, non per Forza Italiani. Quindi a questo punto, per favore, vi chiedo di votare questo emendamento. Grazie. Grazie.